Gioiosa e Avola aprono la prima giornata nel girone B di eccellenza, due squadre neopromosse che tornano ad affrontarsi a distanza di 4 mesi dall'ultima volta, cioè da quando lo scorso 12 maggio Granate e Rossoblu si giocarono il salto nel massimo torneo regionale attraverso la finalissima playoff di promozione sul neutro Valentino Mazzola di San Cataldo, che premiò l'11 di Attilo Sirugo, ma i messinesi di Mirko Silvestri furono comunque ripescati in agosto. Avola, che fin dal calcio d'avvio si dimostra squadra già ben quadrata, provandoci per 2 volte, prima con Ferla che chiama Bonfiglio alla respinta e poi con Fratantonio, il cui tiro si perde al lato. I siracusani la sbloccano però al minuto 36 quando Ricca riceve in aria da Ferla e col destro mette alle spalle di Bonfiglio il pallone che vale di fatto il vantaggio per i suoi e la gioia dei tifosi rossoblu. Nonostante la rete subita, il Gioiosa non si perde d'animo e al 44esimo la potrebbe pareggiare con Pino, ma l'estremo avolese Santillo è bravo a sbarrargli la porta in uscita. Nella ripresa spinge la squadra di casa e solo il palo colpito da Ballariano prima e la respinta di Santillo sulla ribattuta di Meduani poi negano ai Granata la gioia del pareggio. L'Avola prova a scuotersi al 55esimo, Bonfiglio deve ricorrere agli straordinari sul tiro di Labruna, ma 5 minuti più tardi il Gioiosa ciuffa il pareggio quando Giovagnoli dal limite toglie la sicura al destro, battendo Santillo anche con l'aiuto del palo e facendo così Gioiosa 1, Avola 1 e tifosi Granata che possono far esplodere tutta la loro gioia. Il Città di Avola non ci sta e al minuto 75 avrebbe l'occasione per il nuovo vantaggio con Fratantonio che scavalca Bonfiglio col pallonetto, trovando però il decisivo salvataggio sulla linea di Di Bella. Poi nel finale il Gioiosa tenta l'assalto disperato, ci prova Bruno all'85esimo su punizione ma Santillo blocca e 4 minuti dopo l'estremo avolese è decisivo anche sul tiro di Julien. Al 96esimo però il Città di Avola la potrebbe vincere con Filini che non centra la porta per questioni di centimetri. Pareggio che alla fine sembra il risultato più equo, un punto a testa per due squadre che lotteranno probabilmente per obiettivi differenti.